Intervenuti Enrico Oppolo e Antonio Ferrara. Raffaele Anastasio e Enzo Crispuolo. Colui che dà l'anima agli attori, il suggeritore Salvatore Conte. Enzo La Macchia. Katia Marino. Giusy Attanasio. Lidia De Maio. Mario Guida. Tony Palmentieri. Fabrizio Ferri e Anthony. Il teatro La Napoli Vera, un solo nome, Cinzia Oscar. Cinzia Oscar. Cinzia Oscar. Cinzia Scena tragica,
Allora, buonasera a tutti, do subito parola ai protagonisti. Fabrizio Ferri. Insieme, innanzitutto noi vi ringraziamo di vero cuore di essere stati qui questa sera dopo veramente tanti sacrifici e tanto lavoro che abbiamo fatto. Noi vi ringraziamo di vero cuore. Un grande applauso forte. Nel frattempo, se mi fanno scendere giù una persona che in questi 3 mesi di prove si è fatto veramente un cuore così, perché a volte non siamo solo noi importanti, magari Fabrizio Ferri, Anthony, Cinzia Oscar, Giuseppe, perché abbiamo il nome, giusto? Ma dietro le quinte, per portare a termine un grande lavoro così, lo dobbiamo veramente a tante persone che lavorano per far sì che riesca tutto alla grande. Volevo il maestro Alberto Costa sul palco. Se mi fate un grande applauso per il maestro Alberto Costa che sta arrivando. Ecco lui che veramente ha tenuto un sacco di pazienza, ci sono portato soprattutto nelle prove. Io ed Antonio, eccolo qua, il maestro Alberto Costa. Niente, innanzitutto buonasera a tutti quanti, penso che è stata una bella commedia, sono stati bravi e niente, sono contento che riuscitano tutto alla grande. Grazie, e io sì, volevo dire solo 2 parole importanti. Innanzitutto fatemi un applauso da soli, perché grazie che ci hanno supportato comunque stasera, perché se non ci volete bene canosino, quindi l'applauso ve lo fate da soli e grazie. E poi volevo l'applauso non per fare sviolinate, perché noi siamo partiti insieme, sì, andiamo, si torniamo a Marello. E l'applauso per mio fratello Fabrizio Ferri, ma non perché lo dico, siamo a pasare l'applauso. Dopo parlare. Ho detto una cosa, a lui abbiamo fatto questa canzone e vorrei mettere in mezzo questa sceneggiata. Io sono fatto così, a lui lo voglio veramente un mondo di bene, la canzone è andata bene, cioè ti andò, facciamo questo progetto, si affuniamo prima di stungare da te, non da abbandonare. Volevo salutare tutti i colleghi che sono qui presenti, un grande applauso forte a tutti gli addetti ai lavori. Non voglio citare nessuno, sono scordato con allora c'è Sciammucca, giusto? Ida Rendano, la grande Ida, Aniello Misto, Rita Russo, il grande Calone, il fotografo, Antonio Daddio, Ida Rendano sì, lo saluta, Marco Calone, Mimo Taorino, Martino Di Bernardo, c'è Sciammucca, i compagni nostri, Alessandro Conte, l'ho detto amore, l'ho detto. E quindi vi ringrazio di vero cuore a tutti gli addetti ai lavori di essere stati qui questa sera a far parte di questo grande spettacolo. Grazie, onoratissimo. Cinzia Oscar, 2 paroline, dai. Hanno detto tutto, io innanzitutto volevo dire che sono felice, alcuni di loro sono giovanissimi e io sono felicissima di lavorare con i giovani, che vengano i giovani bravi, che ben vengano. E poi sono stata felicissima perché ci sono tutti i quartieri di Napoli, ma questa sera abbiamo lavorato nel mio quartiere, il quartiere Sanità. Che a pochi passi. Io voglio ancora ringraziare e salutare il dottor Ranieri che ci ha dato l'onore e il piacere stasera, nonché l'amico avvocato Vitiello con tutti gli amici Emilio, Enzo, tutti quanti con le rispettive famiglie. Dottore Ranieri vi abbiamo citato durante, ci siete venuti proprio, capito, in mente così. E poi anche io come Cinzia, siccome adiacente c'è il nostro quartiere e ne siamo onorati, io ringrazio. Non le vuoi dire, si è spento, si è acceso. Dicevo, ringrazio tutti i quartieri di Napoli perché veramente si sono riuniti tutti i quartieri. Ma la cosa più importante ancora ce la dovete dire. Vi è piaciuto? Ernesto Guida, il direttore di scena che non lo vedo, prego, vieni. Allora volevo ringraziare, non l'hanno fatto, io lo faccio perché è un'altra persona che ha creduto assai con questa cosa, che è il grande Tony Palmentieri, che poi è l'autore di questo copione, a cui do l'applauso forte, e ringrazio e saluto gli autori Nino Danisi e Francesco Francese, a cui do l'applauso forte, e a tutti gli amici di Pozzuoli, amici di Latina,
vi voglio bene, grazie di tutto, di vero cuore da parte mia. E a tutti i miei amici che hanno collaborato e ci hanno aiutato, grazie a tutti. Prego signora. Buonanotte a tutti e grazie di tutto.